quanto riguarda gli affitti turistici di lusso, possiamo dire che siamo molto contenti del momento in cui siamo, nel senso che abbiamo visto alzarsi proprio il livello del prezzo medio della notte. Oltre a alzarsi ovviamente il prezzo, deve essere susseguito anche da quello che è l'offerta. Quindi il cliente che arriva qui cerca ovviamente un immobile che possa essere confacente un po' con lo stile di vita che ha già a casa. Quindi oggi gli immobili non possono essere più vetusti, non possono essere più vecchi, non possono essere, devono avere tutto, tutti gli option, banalmente l'aria condizionata, banalmente il wifi, banalmente una televisione satellitare. Sono piccole cose che effettivamente però fanno capire com'è il cambio epocale. Una volta si affittava qualsiasi cosa, oggi invece si affitta non tutto, ma si affitta la cosa bella e a prezzo maggiore. Questo visto anche in una visione non soltanto del centro storico, ma possiamo vederlo anche sulle coste. Faccio un esempio, sulle nostre coste, un esempio banale è Jesolo, ma possiamo prendere anche Caorle con il fronte mare piuttosto che Bibione. Il prezzo è cresciuto in maniera importante sia degli appartamenti in acquisto, ma anche degli affitti, ovviamente, che questi appartamenti, cioè, messi sul mercato, possono rendere al cliente, però senza compromessi. Quindi, se mediamente facciamo un esempio, a Jesolo avevamo un fronte mare che poteva generare un affitto medio per la stagione intorno ai 15-16 mila euro, un bel appartamento, un due camere classico. Oggi quell'appartamento in determinate location, con determinati servizi, quindi vuol dire con magari alcuni servizi vicini con l'albergo accanto, quindi potrebbe essere piuttosto avere le spa, piuttosto che avere magari qualche altro, la palestra, oggi genera due o tre volte tanto. Oltretutto, questo si è riverberato anche sul periodo di permanenza. Oggi non si affitta più giugno, luglio, agosto. Oggi partiamo con la stagione verso aprile e la finiamo ad ottobre. Quindi dare dei servizi complementari, ovviamente non l'agenzia, ma le strutture che stanno a corollario ovviamente sul territorio, quindi su ogni singolo comune, piuttosto che parte balneare, pensiamo anche a Venezia stessa, che ovviamente permette tante attività sul territorio, aumenta quello che è il mercato del lusso, del turismo, ovviamente riguardo le affittazze e le locazioni.